La città di Sora venerdì 5 maggio ha reso omaggio al maresciallo capo Luca Polsinelli con la cerimonia di commemorazione a 17 anni dalla sua tragica scomparsa. Durante la manifestazione è stata consegnata al signor Giuseppe Tersigni la gavetta della Seconda Guerra Mondiale appartenuta al padre Antonio Tersigni, reduce di guerra della Russia e ritrovata in Bielorussia negli anni 2009-2010 da Maria Giovanna ed Antonio Respighi. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra i coniugi Respighi e Massimo Facchini, capogruppo degli Alpini di Sora, che ha rintracciato i familiari del concittadino. Sono molto contento che vi siano ragazzi delle scuole, soprattutto primarie e secondarie, perché è bene che questi ragazzi crescano nella memoria e nel ricordo del sacrificio di quelli che sono stati giovani uomini in divisa che purtroppo hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere. Quindi è bene che la storia ritorni ed è bene che la storia venga ricordata. La memoria è uno scrigno importante non soltanto di affettività, ma anche di esempio, di modelli di vita, di modelli di comportamento di buon cittadino, e per questo è bene che venga tramandata ai ragazzi che hanno bisogno di modelli da seguire e devono essere modelli positivi. Talvolta anche di fronte a sacrifici tragici, quali sono quelli di un soldato, ma che dimostrano un senso di attaccamento alle istituzioni e al dovere che è importante che venga diffuso anche alle nuove generazioni. Particolarmente emozionato il signor Giuseppe, che è tornato dall'America per prendere in consegna questo oggetto appartenuto al suo papà ed ha dichiarato riconoscenza verso coloro che glielo hanno restituito. Io sono Giuseppe, figlio maggiore di Antonio e Anna Maria Tersigni, con altri figli Luigi e Rita. La gavetta è tornata in Italia a Sora, usata da Antonio durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte russo. Oggi, 5 maggio 2023, siamo riuniti qui dove autorità civile e militare per commemorare l'evento. Noi figli siamo molto grati a tutte le persone che si sono date da fare affinché la gavetta tornasse in Italia e a Sora. Papà, mamma, spero che ci stiate guardando anche da lontano, se da lontano, una preghiera e un grazie per averci lasciato una storia da scrivere. Ringrazio la persona che ha trovato e conservato per 70 anni come se sapeva che un giorno arrivasse. Ringrazio i coniugi signori Giovanna e Antonio Respighi di Milano, che con i loro viaggi in Russia sui luoghi di combattimento la gavetta Tersigni Antonio è tornata a galla e riportata in Italia. Ringraziamo l'alpino signor Massimo Facchini di Sora, che in collaborazione e accertazioni con l'alpino signor Antonio Respighi, la gavetta Tersigni Antonio è tornata a Sora, dove Massimo Facchini ha curato e messe sul piedistallo. Questa gavetta è testimone. Antonio ha combattuto sul fronte russo una guerra difficile, e come è difficile immaginare i sacrifici dei nostri padri, dei nostri nonni, fino alla disperazione. I nostri cari soldati sanguinanti cadevano senza la voglia di rialzarsi. Quante storie non sono state raccontate, come quella di Tersigni Giuliano, classe 1922, fratello minore di Antonio. Anche lui partito per il fronte russo sperando di vedersi con suo fratello, ma come tanti altri senza fare ritorno. Ed ecco qui, io resto qui. Tersigni Antonio non parlava di guerra, non voleva parlare di guerra, forse per non metterci paura, perché quando noi eravamo ancora piccoli. Così le sue storie se le ha portate con sé.